Tutto pronto e si comincia. L'Admaiora torna all'Atletico 2000 dopo la sconfitta subita proprio dalla Lazio qui in finale di quella Coppa Italia della Serie A2, che ha permesso ai biancocelesti di Benedetti di approdare alla massima serie, mentre la squadra del presidente Pontillo in Serie A c'era già prima di giocarsi quella finale, mentre l'Admaiora torna a giocare in casa, campo dove non ha mai vinto, se per questo non è riuscita però a trovare ancora punti neanche fuori. Ci prova proprio questa sera per riprendersi subito con il numero 4 Incoronato, che va a giocare poi sulla destra. Il tentativo di destro dalla distanza cercato da Cortesi, si fa subito vedere l'Admaiora guadagnandosi questo calcio d'angolo. A battere è proprio Incoronato, subito all'indietro per Restivo, il controllo con il destro, è pronto ad andare al tiro, deviato, rimane in aria, prova a girarsi poi al volo proprio Cortesi, viene fermato dalla retroguardia del Bar Cristal. Abbiamo detto Admaiora rimaneggiata con innesti nuovi lì dietro, reduce da un 9-2 proprio qui in casa contro il Peperino, che avrà sicuramente inciso negativamente sul morale degli uomini di Basso Bondini, che devono però riprendersi presto proprio per uscire dall'ultimo posto nel quale sono relegati insieme allo Steaua 2005. Per ora si studiano le due squadre, anche se sono già arrivate le prime due conclusioni da una parte e dall'altra. Arriva anche il primo fischio del direttore di gara a sancire questo calcio di punizione per il Bar Cristal. Battere è pronto il numero 10 Pacifico, che aspetta solo autorizzazione del direttore di gara. La rincorsa del numero 10. La rincorsa di Pacifico con il destro, era una conclusione diretta a rete, è riuscita però a salvarsi l'Admaiora, ma recupera subito il Bar Cristal con un pressing offensivo proprio con il numero 5 Franci. Il pallone poi arriva dalla distanza, il tiro del capitano Brannetti, si porta subito in vantaggio il Bar Cristal quando siamo neanche al terzo minuto, è già 0-1. Pagato il pressing offensivo proprio del Bar Cristal, che è andato a recuperarsi palla davanti all'area di rigore degli avversari. Quindi partita sbloccata. L'Admaiora rischia di rivivere l'incubo della scorsa settimana. Ricordiamo che al duplice fischio del direttore di gara il parziale era già di 0-5 per il Peperino. E ora ricomincia proprio nel peggiore dei modi la squadra in maglia bianca. Incoronato prova a lottare in mezzo a due proprio contro Brannetti, riesce a passare sulla sinistra, il cross basso dentro, ferma tutto il Bar Cristal che riparte con Faccini, ancora Alan Faccini sulla destra, prova a rientrare sul mancino, messo giù, c'è calcio di punizione, ha commesso fallo Incoronato. La partita si è accesa proprio dopo il gol dell'1-0. Ora l'Admaiora si trova a rincorrere subito Faccini con il mancino dalla distanza, calcio d'angolo. Sarà proprio il numero 8 a battere il corner. Sarà un cross a rientrare quello di Faccini, e così verso il secondo palo, pallone che sorvola tutta l'area di rigore, si perde quasi sul fondo, viene rimesso dentro dal Bar Cristal. Admaiora che rischia tantissimo, Faccini prova ad arrivare sul pallone, lo anticipa Incoronato, quindi quadraccia, anticipato. Allora Brannetti, l'autore dell'1-0, ancora per Faccini, molto attivo in questi minuti, va a servire il pallone per il compagno, il numero 5 Franci, che si era inserito benissimo, ha risposto bene con il piede Podeschi, che mantiene il risultato sullo 0-1. Siamo subito dall'altra parte con la battuta di questo cross, calcio d'angolo, Podeschi in due tempi la fa sua, poi non c'è nessuno però in avanti per ricevere, allora detta la calma il numero 1 ai suoi. Ora possesso palla per l'Admaiora con Restivo, prova ad abbassare i ritmi la squadra di casa, quindi servito Petracca,
porta palla al numero 3, ancora Petracca che scende sulla sinistra, va da Incoronato, servito molto dai suoi compagni in questi primi 5 minuti, non è riuscito però a farsi vedere lì davanti. E allora solo rimessa laterale adesso per l'Admaiora, a battere proprio Petracca con le mani verso Incoronato che prova a rientrare sul destro, ancora il numero 4 viene fermato proprio al limite dell'area, riparte allora il Bar Cristal con Campanella che si fa anticipare da Cortesi che poi va a terra, chiedeva un calcio di punizione il numero 6, non c'è nulla però per il direttore di gara, ma attenzione perché il Bar Cristal si addormenta, recupera l'Admaiora, quindi Quadraccia che prova il tentativo con il destro, respinto, Faccini, allora subito ripartenza del Bar Cristal che scende sulla sinistra, ancora il numero 7 della squadra in maglia nera, al destro Podeschi respinge, spera che arriva a Pacifico, è l'angolino giusto, quello del numero 10 che raddoppia al 6° minuto, è 0-2. Grazie alla discesa di Mortaroli sulla sinistra è arrivato il raddoppio del Bar Cristal e ora è notte fonda per l'Admaiora che dopo appena 7 minuti si trova già sotto di 2 reti. Pacifico, pallone scambiato con D'Adamo, ancora Pacifico, di nuovo D'Adamo, pallone giocato sulla sinistra, si fa vedere Faccini tra le linee, va poi in avanti per il numero 5 Lorenzo Franci, fermato, può ripartire Petracca proprio davanti alla nostra postazione, lo anticipa Faccini che deve però concedere una rimessa con le mani, a battere va proprio Petracca, si fa vedere Incoronato che la vuole sul petto, viene servito in maniera precisa con le mani il numero 4, poi spalle alla porta, va a giocare per Restivo che allarga ancora su Petracca, funziona l'asse di sinistra dell'Admaiora, funziona almeno fino agli ultimi 10 metri perché poi non riesce però ad essere incisivo, quindi subito dall'altra parte il Bar Cristal che prova a manovrare ancora sulla sinistra con Mortaroli, dall'altra parte c'è Pacifico che viene servito, buono il controllo del numero 10, ancora la conclusione, sempre pericoloso Pacifico quando riceve il pallone. E allora Podeschi con le mani, pallone giocato sulla destra, prova a farsi vedere in avanti l'Admaiora con Quadraccia, sbaglia tutto però Tassone che ha cercato una sorta di tocco morbido che non gli è sicuramente riuscito. E allora rimessa laterale affidata a Concutelli. Quindi Brannetti, Pacifico, ancora Brannetti, lancio lungo, a cercare lungo Franci, viene però anticipato, allora Restivo, Petracca, Incoronato, di nuovo Restivo, pallone che arriva a Tassone, alza la testa il numero 15, ma poi lungo linea per Quadraccia che spalla alla porta, cerca e trova Restivo che allarga sulla destra, torna ancora indietro da Tassone l'Admaiora, Restivo si inserisce bene, riesce a girarsi, anticipato in maniera miracolosa dall'estremo difensore del Bar Cristal, ottimo intervento di Cristiano Mazza che mantiene il risultato, quindi dall'altra parte subito Faccini contro capovolgimento di fronte, scusate, quindi Lorenzo Facci ancora a far inserire Faccini, fermato però il movimento offensivo di quelli del Bar Cristal che va ancora a recuperarsi palla con un ottimo pressing, quindi Faccini, Pacifico, ancora Faccini con il sinistro, viene respinto il pallone da Cortesi, prova a tenerlo in campo Franci, rimessa laterale che è comunque affidata al Bar Cristal, quindi Mortaroli all'indietro per Concutelli che va da Faccini, di prima per Mortaroli, ancora il numero 7 Mortaroli prova a fare tutto da solo, poi allarga per Franci, ancora Franci prova una sorta di conclusione, respinta, quindi Faccini all'indietro per Pacifico, allora Brannetti, quindi D'Adamo, Faccini anticipato, prova a ripartire con Restivo l'Admaiora, pallone affidato ad Incoronato che cambia ottimamente gioco per Tassone, quindi Giulitti, allora Cortesi, di nuovo Petracca, mentre il numero 2 scusate è Messina, non Giulitti, Cortesi, proprio Messina a ricevere il pallone,
le finte del numero 2, poi il colpo di tacco per Tassone, non trova però compagni liberi il numero 15, torna quindi all'indietro da Cortesi che si libera di Faccini e allarga per Petracca, ancora il numero 3 che prova a spostarsela sul mancino, chiede palla Incoronato, si riportano sempre in quella zona di campo quelli dell'Admaiora ma non riescono ad essere incisivi qui Petracca, un tiro quasi disperato del numero 3 che si perde fuori. Era subentra ovviamente anche il nervosismo per una squadra che fatica a trovare punti, ricordiamolo, sono ancora a 0 quelli dell'Admaiora, le ultime 3 sono proprio Admaiora e Steaua 2005 a 0 e subito dopo arriva il Cottini a 3 punti, anche il Cottini di casa proprio qui all'Atletico 2000, nel frattempo Faccini, sinistro insidiosissimo che si perde fuori. Podeschi, Petracca, serve ovviamente un gol all'Admaiora per riaprire la partita, ci prova con Restivo che scambia con Messina, ancora il numero 7, chiede palla Incoronato, viene invece servito Quadraccia, allo spazio per girarsi al tiro Quadraccia, respinta la palla dal numero 1 Mazza, poi rilancia il Bar Cristal, sbaglia qui Cortesi il controllo e allora Faccini, Franci prova a girarsi, è bravo Restivo ad anticiparlo, quindi Tassone, Messina, il numero 2 prova a superare con Cutelli, ci riesce, va in verticale verso Quadraccia, non si sono intesi però i due, il pallone è sfilato sul fondo, pronto a rimetterlo in gioco Mazza per D'Adamo che alza la testa, taglia il campo verso Faccini, quindi Franci, ottima giocata a spalle alla porta, Pacifico, taglia il campo per Mortaroli con il destro, pallone che si impenna. Ancora Quadraccia, sponda per Restivo, sempre il numero 9, prova a lanciare, il neo è entrato in campo Tolli, capocannoniere dell'Admaiora, anche lo scorso anno se non andiamo errati nel girone di A2 proprio qui all'Atletico 2000, nel frattempo con Cutelli, Faccini, Mortaroli, ancora il numero 17 che va da D'Adamo, buono il controllo orientato del centrale che serve poi Brannetti, prova ad andare in pressing Incoronato che si guadagna una rimessa con le mani, subito battuta per Quadraccia, quindi Restivo con il destro, troppo alto però il suo tiro. Quindi Faccini, siamo già dall'altra parte del campo, Franci, Pacifico, ancora Franci, pensa al tiro, poi scambia con il numero 8, di ritorno il pallone per Faccini che potrebbe andare al tiro, invece ancora un 1-2 con Franci murato da Podeschi, ma che azione quella del Bar Cristal che quando gioca a terra mette in difficoltà qualsiasi difesa. Incoronato. Spinge ancora sulla fascia sinistra Incoronato, fermato da Pacifico, quindi ancora Faccini e Pacifico a scambiare, questa volta accelera il numero 8, prova a fare tutto da solo, poi va da Francia, ancora per il numero 8, un ennesimo 1-2, si stanno trovando particolarmente bene questi due giocatori in questa prima frazione di gioco, non riesce a contenerli l'Admaiora, quindi Tassone, Cortesi, che allarga proprio per Petracca, quindi Restivo alza la testa, cerca un movimento di un qualche compagno, va invece da Tolli, 1-2 con Quadraccia, ancora Tolli che allarga per Incoronato, non arriva sul pallone il numero 4, continua la sterilità offensiva dell'Admaiora, Bar Cristal che invece riesce a penetrare come un coltello nel burro. Qui il lancio per Mortaroli, anticipato da Tassone, può provarci allora in contropiede l'Admaiora, pallone in avanti per Quadraccia che prova a fare inserire Tolli, niente da fare per il numero 10.
Subito Franci servito, ancora Tassone in anticipo, il numero 15 questa volta si spinge sulla destra, va a servire Incoronato, palla al limite dell'area, è bravissimo Brannetti anche in fase di interdizione, allora Franci è un 4 contro 3 per il Bar Cristal, Mortaroli sulla sinistra, rientra al vertice, il tiro deviato, il palo del Bar Cristal che è andato vicinissimo alla rete del 3-0. Quindi Cortesi lo ferma Pacifico con Cutelli. D'Adamo pensa al tiro, lo finta Franci, Faccini, Mancino di Mancini, ancora un legno per il Bar Cristal. Quindi D'Adamo, Brannetti a ricevere Franci, se la sposta sul destro, chiede palla Pacifico, il numero 5 fa tutto da solo, questa volta invece poi va dal numero 10 quando si trova in difficoltà. Mortaroli prova a cercare dentro Faccini, esce Podeschi, blocca il pallone, 16° minuto di gioco, in completo dominio della partita il Bar Cristal. Il Quadraccia va a terra, si prosegue perché l'Admaiora è in possesso del pallone, Restivo, Incoronato, c'è il taglio di Tolli, lo vede il numero 4, si allarga troppo però Tolli che prova a rientrare sul sinistro, lo contiene perfettamente con Cutelli, che poi però esagera qui a voler uscire con la palla al piede, nel frattempo discute anche con il compagno, l'Admaiora prosegue il gioco, sfera che è arrivata già a Tassone, che ha provato a far inserire in aria Quadraccia, sbaglia spesso proprio l'ultimo passaggio l'Admaiora, o quantomeno si perde negli ultimi metri. Complice anche un'ottima solidità difensiva del Bar Cristal. Qui ancora Pacifico a scambiare con Franci, sfera che torna al numero 5 che va da Faccini, qui esagera il Bar Cristal, recupera l'Admaiora ma va subito in pressione la squadra ospite, quindi Pacifico, Mortaroli, le finte su Cortesi, ancora Mortaroli, il cross dentro, esce Podeschi, c'è stata la carica di Faccini, si riprenderà da un calcio di punizione quando siamo arrivati al 17° minuto di gioco. Restivo, Quadraccia, Incoronato, servito Restivo che supera ora la metà campo, va da Quadraccia, riesce a girare il numero 9, respinge Mazza senza troppi problemi, quindi D'Adamo, Faccini, la sponda per Brannetti, ora preferisce tenere il pallone il Bar Cristal e manovrare in tranquillità, il lancio di D'Adamo, un po' all'indietro per Mortaroli che riesce comunque a controllare, quindi Pacifico, finta il tiro, Faccini, allarga addirittura per Mortaroli che arriva sulla sfera, Mortaroli, 3-0 per il Bar Cristal. Cala sempre di più la notte sulle maglie bianche dell'Admaiora che rischia di andare a riposo ancora una volta in passivo. Cortesi, Tassone, anticipato Tolli, ancora Cortesi ad allontanare, Pacifico la mette giù. È proprio questa la caratteristica del Bar Cristal, palla a terra e tanti scambi, soprattutto lì davanti, scambi ripetuti tra i giocatori offensivi della squadra. Riservito Mortaroli sulla sinistra, va al cross verso il secondo palo, Podeschi anticipa ottimamente Pacifico, può ripartire l'Admaiora con Tolli che allarga per Incoronato. Adesso serve una reazione dell'Admaiora per trovare quantomeno il gol del 3-1. Ferma tutto però D'Adamo, ancora il numero 15, cerca un compagno libero con l'esterno, allarga per il solito Mortaroli che va con il destro, pallone troppo alto ma con troppa facilità quelli del Bar Cristal riescono a tessere trame offensive e a rendersi pericolosi. Quindi Restivo, Tassone, ancora Restivo in avanti per Incoronato,
È arrivato il fischio dell'arbitro, ha subito fallo il numero 4, si riprenderà da un calcio di punizione, lo batte subito Tassone per Quadraccia, può pensare al tiro, va con la punta Quadraccia, un palo anche per l'Admaiora, non è finita perché si va ancora alla conclusione, ma ammazza, come al solito blocca la sfera. Quindi D'Adamo, Faccini, non gira neanche bene per l'Admaiora, che è andata a colpire un legno. Per chiarezza di cronaca bisogna pur dire che il Bar Cristal ne ha colpiti 2. Nel frattempo incoronato dal vertice arriva il tiro di Tassone, anzi no scusate, di Quadraccia, e il 3-1 dell'Admaiora che riesce ad accorciare le distanze. Pacifico con Cutelli, Mortaroli, questo potrebbe essere il gol che potrebbe permettere all'Admaiora di reagire, di andare quantomeno ad equilibrare il match. Qui Incoronato attende troppo per calciare, viene quindi murato, si torna da Restivo, va lui alla conclusione, Mazza allontana in calcio d'angolo la minaccia. Fondamentale per ora anche la prestazione del numero 1 del Bar Cristal, che ha sventato la minaccia in più di un'occasione. Pronto a battere Incoronato, che va al cross basso con Cutelli, è ben appostato sul primo palo ed allontana, quindi Franci si libera di Tolli, torna ancora da D'Adamo, c'è Brannetti largo sulla sinistra, D'Adamo vuole invece andare al lancio lungo a pescare Mortaroli, che di prima non trova un compagno, sbaglia l'intervento Cortesi, riesce comunque ad allontanare l'Admaiora, ci prova con Incoronato, quindi Restivo, supera Faccini, serve Quadraccia, autore del 3-1, quindi Tolli rientra sul sinistro, prova ad andare al cross, ferma tutto con Cutelli, quindi Pacifico. Lungolinea per Franci, buono il taglio del numero 5, ancora Lorenzo Franci, le finte, viene fermato da Cortesi, secondo l'arbitro l'attaccante del Bar Cristal è stato sgambettato ma ha battuto subito la squadra di Ostia, quindi con Cutelli, Mortaroli, affrontato da Tassone, prova il cross dentro, allontanato, arriva comunque il pallone a Faccini, subito cala il poker il Bar Cristal in risposta al gol di Quadraccia, siamo arrivati al 23esimo, è il 4-1 per il Bar Cristal. Allora Quadraccia, Restivo, porta palla, il numero 7 ferma tutto Pacifico, esce anche con Cutelli, seguito da Franci, palla al piede, il numero 5 se la porta sul sinistro, ma poi ad affrontare Cortesi, è lui l'ultimo a toccare, gesto di stizza del numero 5, quando manca poco meno di 1 minuto e 30, almeno allo scoccare dei 25 minuti regolamentari, vedremo poi se ci sarà del recupero. Quindi Quadraccia, Restivo, lo scavetto in avanti, ferma tutto Brannetti, quindi D'Adamo, finta il lancio, poi va lì vicino per Pacifico, che torna da D'Adamo, lancio in avanti per Mortaroli, che si era fatto trovare in una posizione più accentrata, non gli è riuscito il controllo, rimessa con le mani per l'Admaiora. A battere Tassone, lungolinea, ferma tutto D'Adamo ma concede ancora una rimessa proprio davanti alla panchina di Basso Bondini. Subito Tassone, pallone che arriva direttamente oltre la linea di fondo, quindi D'Adamo con Cutelli, meno di 20 secondi al 25esimo. Pacifico,
Buono il controllo di Brannetti, il velo di Franci si era inserito però Faccini. Allora Cortesi, Tolli, portapalla al numero 10, non riesce a scambiare con Quadraccia, sfera che arriva comunque ad Incoronato, quindi Restivo, Quadraccia prova a superare con Cutelli, è attento il numero 17, poi gli calcia addosso la sfera, duplice fischio del direttore di gara, finisce 4-1 per il Bar Cristal questo primo tempo. Si riprende con il primo possesso della ripresa per l'Admaiora, risultato che è abbastanza eloquente, 4-1 per il Bar Cristal che sembra aver virtualmente chiuso la gara. Ovviamente poi nella Lega Calcio 8 sappiamo che non bastano 3 reti di vantaggio per poter archiviare una partita, e comunque un bel bottino messo da parte. Quindi Mazza per D'Adamo, pallone giocato sulla destra, poi si va a lungolinea a cercare Faccini, sfera che torna ancora a D'Adamo, fermato però da Tolli, quindi Tassone, sfera sul destro per il numero 15 che alza la testa, prova a scavare proprio per l'inserimento di Quadraccia, ferma tutto il Bar Cristal, quindi Faccini, ottimo il suggerimento verso Brannetti che va al cross, Podeschi si salva in corner, ottima la palla qui di Faccini verso Brannetti, ha rischiato l'Admaiora, è stato precisissimo il numero 8. Tutto pronto quindi per battere il calcio d'angolo, sfera giocata per Faccini che torna dal compagno, cross basso, allontana Quadraccia, quindi Incoronato, la sponda per Restivo, prova la ripartenza all'Admaiora, fermato Tolli da Concutelli, fondamentale anche la sua prestazione lì dietro, sempre preciso il numero 17, mai una sbavatura per lui. Quindi Palombi con Cutelli, chiede palla da Adamo, il numero 17 preferisce invece allargarsi e andare poi lungolinea da Faccini che vince un rimpallo ma viene poi fermato da Cortesi, quindi Tassone porta palla al numero 15, serve Tolli, d'esterno per Cossu, affrontato subito però da Palermi, ancora Cossu dentro per Restivo, prova ad accelerare, ferma tutto Brannetti. Importante l'intervento del numero 16 che ha impedito al pallone di arrivare a Tassone. Qui arriva anche il fischio del direttore di gara che concede un calcio di punizione al Bar Cristal. A battere con Cutelli, Brannetti, D'Adamo, alza la testa il numero 15, ancora D'Adamo, porta palla, poi allarga per Palermi, pallone giocato lungo linea per l'inserimento di Palombi che ha provato il cross dentro, non è passato il pallone, e ora a battere proprio Palermi per Faccini, allontana Cortesi, prova ad arrivarci Incoronato, sfera troppo lunga però che arriva direttamente a Mazza, quindi D'Adamo, Faccini, non precisissimo il controllo, aveva spazio anche per girarsi il numero 8 che deve invece poi andare verso il numero 19 Campanella, anticipato e quindi rimessa con le mani per il Bar Cristal che viene lasciata a Brannetti, dentro proprio per Faccini, imprendibile il numero 8, continua a mantenere il possesso del pallone, qui chiedeva un fallo, non è dello stesso avviso il direttore di gara, si può quindi proseguire con Restivo, ancora Tolli, porta palla al numero 10, prova a fare inserire Cossu, viene fermato però il suggerimento, quindi Campanella di testa per Palermi, ferma tutto Cortesi, allora Quadraccia, il numero 9 pensa al tiro, qui non è precisissimo Mazza, 2-4 per l'Admaiora che prova a riaprire la partita, ancora con Quadraccia, doppietta per lui.
stato impreciso in questo caso Mazza, che era stato invece decisivo in altre occasioni, e ora sono solo 2 i gol di differenza che dividono le 2 squadre. Qui Faccini subito alla conclusione, spara alto, però il numero 8 Lad Maiora ci crede adesso, è più realistico pensare a un pareggio. Proprio incoronato qui, si muove molto bene in mezzo a 3, chiedeva fallo Lad Maiora, non è dello stesso avviso l'arbitro. Nel frattempo Quadracci è andato alla conclusione, pallone che si è spento alto, non contenti i padroni di casa qui della scelta arbitrale. Allora con Cutelli, Palombi per Palermi, lo ferma Tolli. E ora sembra cambiata l'inerzia della partita, il Bar Cristal comincia a sbagliare qualche disimpegno, Lad Maiora prende coraggio, ci prova proprio con Tassone che parte sulla destra, buono il movimento del numero 15 che era anche riuscito ad accentrarsi, non è riuscito però a servire Messina, riparte allora Brannetti, lui che aveva aperto le tensioni con il gol dell'1-0, arriva il fischio dell'arbitro qui. Calcio di punizione per Lad Maiora, è pronto a battere Tassone che va subito per Quadraccia che fa inserire Cossu, buona la corsa del numero 14 che viene però anticipato in tackle da Palombi, si riprenderà da una rimessa laterale, subito Cossu a battere per Incoronato, non riesce il controllo con la coscia, allontana con Cutelli, anticipato però Campanella, quindi Messina la mette giù e fa ordine, va da Tassone, anticipato proprio dal numero 18 che era tornato in copertura. Ancora fallo laterale, battuto da Tasso, questa volta con Cutelli, anticipa tutti, sfera che arriva comunque a Tolli che non si fida e torna all'indietro da Cossu che indietreggia ancora per Cortesi, quindi Tassone. Ora comincia ad avere anche un po' più il possesso palla Lad Maiora, il Bar Cristal ha perso un po' di fiducia e ovviamente, come avviene sempre in questi casi, ne ha guadagnata Lad Maiora che è in trend positivo e deve sfruttarlo qui con Quadraccia ancora dalla distanza, tripletta del numero 9 che porta Lad Maiora ad una sola rete dal Bar Cristal, 3-4. Partita praticamente capovolta, un secondo tempo di sola marca dell'Lad Maiora e ora è solo una la rete che divide le 2 squadre, quando al duplice fischio avevamo parlato di partita praticamente archiviata. Beh, adesso è tutta un'altra storia, anche perché siamo solo all'8° minuto di gioco e ci sono ancora tanti minuti da giocare per la precisione 17, quindi Quadraccia, autore di una tripletta, il numero 9 che sta tenendo in vita Lad Maiora, quindi D'Adamo, Faccini, Brannetti, l'avevamo detto, la partita della scorsa settimana non aveva in effetti fatto onore a Lad Maiora, non era sicuramente ai livelli di quello che aveva fatto vedere la squadra nelle prime giornate, soprattutto nella prima contro il Cotton, ma anche nella seconda giornata. Ora si rivede Lad Maiora appunto di quelle prime giornate e ora Lad Maiora che ha la possibilità di pareggiarla con Cossu che va da Tolli a giocarla per Quadraccia, al limite ha provato la sponda per Incoronato, avrebbe anche potuto pensare al tiro, dovesse riuscire a pareggiare Lad Maiora Quadraccia sarebbe sicuramente l'eroe di giornata, lo è comunque perché con 3 gol ha quantomeno salvato la faccia dell'Lad Maiora. Quindi Tassone, Quadraccia, ancora il tiro di Quadraccia, poker per lui, la pareggia Lad Maiora, è 4-4. E adesso altra storia, altra partita, un quarto d'ora alla fine, il time out chiamato dal Bar Cristal
che dovrà spingere per riportarsi in vantaggio con un Ad Maiora strepitoso. È proprio questo il bello del calcio e soprattutto del calcio 8. Avevamo accennato a rimonte pazzesche viste proprio in questa competizione, proprio in questa massima serie. Beh, questo è un esempio perfetto, quello dell'Ad Maiora che ci prova ancora con Messina, che sfiora il 5-4. L'abbiamo detto, la partita si è completamente capovolta nel giro di 10 minuti. Prova a tenerla in campo Mortaroli, non ci riesce. Pronto a battere quindi Tassone con le mani verso Tolli, anticipa Faccini che poi allontana quindi Cosso, addirittura accenna ad un colpo di tacco che si perde però fuori. Deve cercare di mantenere questo risultato l'Ad Maiora, perché dopo quanto fatto sarebbe veramente una beffa perdere questo punto, un punto d'oro per l'Ad Maiora, che andrebbe a scavalcare lo Steaua ancora a 0 in attesa di giocare però mercoledì. Quindi Messina, le finte del numero 2, lo ferma con Cutelli, adesso fatica a farsi vedere anche lì davanti il Bar Cristal rispetto al primo tempo, mentre l'Ad Maiora è sempre pericoloso soprattutto in ripartenza. Qui in avanti il pallone giocato per Incoronato che fa sportellate con Palombi, sfera che non arriva al numero 4, riparte quindi Mazza che la gioca sulla destra, chiede palla Pacifico, scusate, che viene servito quindi con Cutelli. Mortaroli è stato protagonista, lui nel primo tempo si è un po' spento in questa ripresa, come si è spento tutto il Bar Cristal di fronte alla splendida rimonta dell'Ad Maiora. Quindi Mazza, Faccini, riesce a girarsi il numero 8, sempre pericoloso, l'abbiamo detto. Mortaroli al cross, Podeschi in qualche modo allontana, si salva l'Ad Maiora che può addirittura ripartire con Tolli messo giù da Palombi. E fallo secondo l'arbitro che fischia questo calcio di punizione, ammonito Palombi, poteva andare in ripartenza Tolli anche se si trovava distante dalla porta ed era andato con il dribbling all'esterno. Non ci sono quindi ovviamente i presupposti per un cartellino rosso. Comunque calcio di punizione per l'Ad Maiora, che lo abbiamo detto, quando parte in contropiede mette sempre in difficoltà il Bar Cristal, che adesso sembra essere un po' in confusione, come era accaduto all'Ad Maiora nei primi minuti del primo tempo, quando dopo poco tempo si erano già trovati sotto di 2 reti. È cambiata l'inerzia della partita, complice anche, lo dobbiamo dire, un'inesattezza di troppo da parte di Mazza, che si era invece speso tantissimo nel primo tempo, si era messo in evidenza, scusate, con ottimi interventi. A battere andrà Quadraccia, autore di 4 reti, chissà se penserà al tiro diretto. Ma Quadraccia era sicuramente una conclusione questa, che impatta però sulla barriera. Proprio il numero 9 adesso che deve tenere palla, ottimo il dribbling di Quadraccia che si sposta sul destro, va ancora la conclusione, ancora un errore di Mazza, la rimonta dell'Ad Maiora è 5-4, sono 5 le reti di Quadraccia che sta trascinando la sua squadra. Adesso il peso di questa momentanea sconfitta, qualora dovesse poi materializzarsi, sarebbe sicuramente sulle spalle di Mazza, che è stato protagonista almeno di 2 errori sulle conclusioni di Mazza. Qui interviene male Messina, che si fa male anche lui, insieme a Concutelli, rimangono a terra entrambi. Ora
entra in campo due componenti addirittura della panchina del Bar Cristal. Intervento duro quello di Messina, calcio di punizione per il Bar Cristal, che avrebbe però preferito proseguire. Partita veramente al cardiopalma ed emozionante, una rimonta pazzesca, un sorpasso strepitoso quello dell'Admaiora, che ora deve impegnarsi a mantenere il risultato. Abbiamo parlato del pareggio come di un risultato ottimo per la squadra di casa. La vittoria sarebbe qualcosa di più, sarebbe quasi un'impresa per come si era presentata alla vigilia del match l'Admaiora. Quindi Mortaroli con Cutelli, D'Adamo che allarga sulla destra, il cross dentro, allontana Quadraccia, quindi Tolli, è un po' frettoloso qui il numero 10, quindi recupera subito con Cutelli che va da Mortaroli, che prova a controllare con la testa, ancora il numero 7, Mortaroli pensa al tiro che gira, il terzo legno del Bar Cristal. Quindi Brannetti, la tiene lì Podeschi. Possiamo parlare anche di sfortuna per il Bar Cristal, che però non è riuscito a mantenere un vantaggio addirittura di 3 reti e ora si trova sotto. Quindi D'Adamo, ancora Podeschi, manca ancora molto però alla fine, 8 minuti più recupero anticipato qui Quadraccia da D'Adamo, quindi Pacifico, Faccini, Mortaroli con il sinistro, la tiene lì Podeschi. Saranno momenti di sofferenza questi per l'Admaiora e tutta la panchina chiede time out, infatti mister Basso Bondini. Ci fermiamo anche noi per qualche minuto. Si riprende dopo il time out chiesto dall'Admaiora. Saranno minuti concitati quelli che porteranno alla fine di questa partita. Quindi D'Adamo, l'esterno per Pacifico, Mortaroli che rientra sul destro, messo giù, calcio di punizione per il Bar Cristal tra le proteste di quelli dell'Admaiora. Adesso la squadra di mister Concutelli cercherà di riportarsi nuovamente almeno in pareggio, anche se ricordiamo erano avanti di 3 reti. Infatti Concutelli ha di nuovo calato gli assi da 90. Qui va Mortaroli con il destro, la barriera non è finita, ci prova ancora il numero 7, fermato da Quadraccia, quindi Restivo si allunga il pallone sulla destra, riesce ad arrivare il numero 7 sulla sfera, viene però fermato da Franci, ottimo il recupero del numero 5, quindi siamo già dall'altra parte con Brannetti. Faccini si guadagna questa rimessa laterale, Pacifico, ancora Franci, palla sul destro, affrontato da Tolli, gliela sfila il numero 10, sfera che arriva comunque a D'Adamo che pensa al tiro, la tocca Podeschi e la devia in calcio d'angolo. Pronto a battere Mortaroli, lì vicino c'è Faccini, ma invece Faccini con il sinistro dentro, ci arriva Franci, allontana proprio sulla linea, un ottimo intervento, quello di Petracca che salva l'Admaiora. Adesso in forcing sta provando il Bar Cristal con tutte le forze a trovare il pareggio. Qui ancora Quadraccia che si guadagna una rimessa laterale importantissima per respirare. Sta per scoccare il 20° minuto di gioco, 5 alla fine, con un Admaiora
in vantaggio, che non ha sicuramente fretta di riprendere il gioco. A lungo Tassone, interviene con Cutelli, quindi Mortaroli, Quadraccia recupera la sfera, prova a servire Cossu che anticipa Brannetti, ancora Cossu, il numero 14 si lancia nello spazio e va a guadagnarsi una rimessa laterale che permette all'Admaiora di far scorrere il tempo e di recuperare un po' di fiato. Batte Cossu per Tolli, sponda con il petto, prova a tenerla il numero 14, arriva il fischio del direttore di gara, pallone è sfilato fuori, rimessa con le mani, D'Adamo, Faccini, ancora Faccini per Pacifico che aumenta la corsa, poi va da Mortaroli che con l'esterno sbaglia il cross, con Cutelli avrebbe preferito una conclusione da parte del numero 10. E ora Zangheri che prova a far riprendere più velocemente il gioco. D'Adamo dalla distanza, Brannetti, Podeschi ha rischiato pallone che molto probabilmente sarebbe sfilato fuori, il numero 1 però ha preferito intervenire, poi va al rilancio lungo per Tolli, scavalcato dalla sfera che man mano sfila, riesce a tenerla in campo D'Adamo, quindi Pacifico, ancora il numero 10 sta spingendo il Bar Crystal con tutte le sue forze, quindi Mortaroli ancora al tiro a giro, questa volta impreciso il tentativo del numero 7, si lamenta Petracca per una trattenuta con un avversario, qui al volo Tassone per Tolli che torna dal numero 15, ancora Tassone tu per tu con Mazza, questa volta Mazza si fa perdonare degli errori precedenti anche se non è finita. Restivo, Quadraccia, ancora Tassone, di nuovo per Restivo, per Quadraccia, il 6-4 dell'Admaiora. È un delirio all'Atletico 2000, sorpasso incredibile della squadra di casa che ora allunga anche le distanze, mancano appena 3 minuti alla fine. E se abbiamo assistito ad un primo tempo di marca Bar Crystal, il secondo tempo è stato sicuramente della Admaiora che è riuscita a rimontare 3 reti di svantaggio, a portarsi addirittura sopra di 2. Il parziale, lo ricordiamo, è di 6-4 quando mancano 4 minuti alla fine, chiamati proprio dal direttore di gara dopo il gol dell'Admaiora. Quindi Pacifico con il destro respinge la squadra di casa, quindi Restivo d'esterno per Tolli, la tiene il numero 10, anticipa però tutti i Brannetti, quindi ancora il capitano, autore dell'1-0 che è stato però poi annullato da quelli dell'Admaiora, quindi con Cutelli, Franci, Faccini, fermato il numero 5, Quadraccia lungo per Tolli, ferma tutto D'Adamo. Sarebbe un risultato importantissimo per l'Admaiora, sarebbero i primi 3 punti nella massima serie per la squadra di Basso Bondini. Mortaroli al cross con il destro deviato. Pacifico, Faccini, ancora Faccini, le finte del numero 8 che va alla conclusione con il destro, ancora un legno, è il quarto per il Bar Crystal, è una maledizione. Tassone, Tolli, ancora il numero 10, Quadraccia, Restivo, il numero 7 prova a mantenere il possesso del pallone, va a terra Mortaroli proprio davanti alla nostra postazione, arriva subito il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Bar Crystal. Siamo arrivati praticamente a 2 minuti scusate, dalla fine di questo secondo tempo. D'Adamo, Franci,
con Cutelli, Faccini, epilogo inaspettato questo nella partita che sembrava essere in mani sicure, quelle del Bar Cristal. Qui va a terra restivo, non c'è nulla per il direttore di gara, ma manca veramente pochissimo al triplice fischio. Quindi D'Adamo porta palla da Faccini, ancora il numero 8 che pensa al mancino, respinto, Pacifico anticipa Tassone che abbassa la testa. Secondo l'arbitro c'è un gioco pericoloso. La prossima la Maiora andrà ad affrontare la Bacci, mentre sarà impegnata contro il Cottini, il Bar Cristal. Cottini che venerdì scorso ha perso addirittura 10-1 contro la rappresentativa della Stella Azzurra. Il rinvio di Podeschi a cercare Tolli, anticipato, quindi Pacifico, Brannetti, scocca ora il 26esimo di gioco. Quindi Faccini fermato da Cossu, controlla l'orologio il direttore di gara, lascia proseguire, quindi Franci, ancora le finte del numero 5, fa fatica proprio il Bar Cristal a trovare la strada del gol. Triplice fischio del direttore di gara, l'Ad Maiora trova i primi 3 punti nella massima serie, quei 3 punti che il Bar Cristal ha deciso di gettare alle ortiche sul risultato, sul parziale di 4-1. È riuscito il sorpasso alla squadra di Basso Bondini, che è andata a chiudere sul 6-4.